C'è il balcone di Sanremo, quello di Vincenzo Mollica e c'è quello della Mostra del Cinema di Venezia al Lido. Sarà il Leone d'Oro alla carriera Roberto Benigni a ricevere quest'anno l'onore di avere un balcone a lui dedicato alla 78esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, nella Casa degli Artisti, ovvero il ristorante La Favorita della dolce vita veneziana di Luca e Gabriella Prader, dove già si scaldano i motori. L'anno scorso abbiamo fatto il balcone dedicato ad Alberto Sordi per il suo compleanno, il 100° anno. Quest'anno abbiamo pensato di fare Roberto Benigni perché Benigni la Biennale lo premierà con il Leone d'Oro alla carriera. Qui c'è chi Benigni l'ha già incontrato di persona. È stato un po' un siparietto. Eravamo vicino ad Anghiari, il castello di Sorci, ancora 40 anni fa. E sento, oh Tosco, è per la città del fuoco, viva te vai così parlando onesto. Arrivato sulla soglia della sala da pranzo, fatalità, mi incontro con gli occhi negli occhi di Benigni trasformato in farinata di Luberto in quel momento. E in quel momento lui mi dice, chi furri il maggior tui? E mi ho detto, i veneziani ciò. Non manca l'attenzione alla beneficenza, soprattutto dopo il Covid. Verrà arricchito con le firme delle persone che vengono a visitare la Favorita e che venga dalla Mostra del Cinema. È stato realizzato da Alex Dottavi, un maestro vetraio dalla grande Signoretti, che è una vetreria di Murano.